con Mister Calega, una partita strana quella di questa sera, è arrivato il risultato, era quello che contava. Sì, alla fine se dobbiamo vedere qualcosa, diciamo il bicchiere mezzo pieno, vediamo la vittoria, vediamo i 3 punti. La partita però noi non l'abbiamo giocata bene, dobbiamo essere sinceri, oggi eravamo abbastanza scarichi sulle gambe, loro con tutto che hanno giocato con un uomo in meno per quasi tutta la partita correvano il triplo di noi. È pure vero che tanti di noi ieri avevano fatto un'altra partita a calcio a 11, quindi c'era un po' di stanchezza, però al di là di questo non l'abbiamo interpretata bene dal punto di vista tattico e quindi abbiamo corso molto molto poco e alla fine diciamo, prendiamo di buono, come hai detto tu, il risultato e i 3 punti. Era una vittoria che, come dicevi tu, cioè, come necessità andava oltre la qualità del gioco. Elemento importante però questa sera anche una panchina lunga finalmente per Mister Calega. Quanto può essere importante magari in chiave post-season? Beh, noi l'abbiamo, anzi io specificatamente l'ho detto che avrei diciamo, condotto la squadra facendo cambi, se possibile, cambi rapidi per avere sempre la gente abbastanza fresca, considerando che noi non facciamo nemmeno un allenamento, noi ci vediamo soltanto al campo per la partita e poi qualcuno di noi si allena per conto suo, ma non riusciamo a fare allenamenti tutti insieme, quindi l'unico modo per sopperire a una carenza fisica è quella di cambiarsi un po' più spesso. Oggi eravamo tanti in panchina, però come dicevo prima avevamo un paio, due, tre molto acciaccati dalla partita di ieri, quindi alla fine i cambi erano, quelli effettivi erano un paio, però nonostante questo devo dire che la squadra avversaria ha corso molto più di noi. A questo punto, prossima partita contro i Tony Ponzi Investigazioni, un altro scontro diretto. Approfitto per chiedere, in ottica play-out, c'è qualcuno che vorrebbe, e mi dici nessuno, e allora al contrario qualcuno che non vorresti incontrare al play-out? Io ancora da quando siedo sulla panchina di Mr. Jeff non ho incontrato ancora tutte quante le squadre, quindi non te lo saprei dire di preciso. So che quando abbiamo giocato qui abbiamo sofferto molto contro l'Italia che ci ha battuto qui eh, per 4-3 mi sembra, però al di là di quello che succederà noi dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile per avere poi il vantaggio del risultato della classifica della seconda partita in casa. Questo è quello che adesso possiamo fare e dobbiamo cercare di fare, certamente non con i presupposti di stasera, questo è poco ma sicuro, adesso lo dirò ai ragazzi. Eh, Questa è stata dal punto di vista del gioco e dell'approccio un passo indietro rispetto alle altre partite.